Tommaso si laurea fra qualche mese, è fra i primi che ha intrapreso il percorso nato 6 anni fa a Treviso. Maria ha appena iniziato, sono i due volti giovani della sanità del futuro, nativi digitali. Tommaso ha uno dei blog addirittura più seguiti in Italia. Maria è convinta che nemmeno l'intelligenza artificiale sostituirà il medico. È un percorso lungo, difficile, impegnativo, che ti toglie tanto, però ti dà anche tanto. Recentemente ho fatto un tirocinio in cui ho dato una mano a dei chirurghi a far nascere un bambino. E ti rendi conto che sì, diceva prima i soldi, la soddisfazione, la qualità di vita, però e quello è importante, è fondamentale, su quello dobbiamo lavorare. Però c'è anche tanta soddisfazione umana forse e ti fa capire che le cose importanti della vita forse sono altre. E quello credo sia stato uno dei momenti più belli del mio percorso dei 6 anni, al di là degli esami, dei voti, delle soddisfazioni, dei complimenti, però vedere questo bambino che piange tra le mani della dottoressa, ti ho dato una mano, ma non hai fatto niente di che per carità, però hai dato una mano a tamponare qualcosa, ti dà una soddisfazione, vedere la mamma contenta, dici ok, ho fatto. Ho sempre avuto, la volontà di aiutare il prossimo, mi ha sempre anche interessato l'ambito, medico, comunque ospedaliero, queste cose qui. In un futuro poi vorrei lavorare con i bambini, quindi magari in un reparto di neonatologia, pediatria, tutto può essere fatto con l'intelligenza artificiale, ma credo che in ambito medico e sanitario soprattutto, credo che saremo delle figure un po' insostituibili sotto questo punto di vista.